Ce l'ha o no la cazzimma? Io spero che siate tutti felici di essere in questa piazza, che siate felici ed orgogliosi di far parte della squadra dei lavoratori e lavoratrici e delle pensionate e dei pensionati, degli studenti e studentesse, dei giovani, delle donne che cercano lavoro, di tutti noi. Un applauso grande! Siete cotti dal sole? Anche noi siamo molto cotte, ma siamo felici di essere qua e possiamo dirlo, siamo anche felici di aver lavorato insieme. Ringrazio Silvia e Alessandra per averci fatto compagnia, è stata una bellissima esperienza ed è bellissimo ritrovarci insieme. E grazie a Esther! E ringraziamo tutti voi che siete venuti da lontano, siete venuti dalla Lombardia, siete venuti dall'Emilia, siete venuti dai territori vicini a questo Veneto. Avete raggiunto questa piazza che, ricordiamolo, Marghera, un simbolo importante che ha fatto la storia del sindacato italiano. E ringraziamo chi si è alzato all'alba, sarete stanchi, chi ha viaggiato di notte, chi è arrivato qui in una giornata in cui sappiamo quanto è complicato muoversi. Quindi davvero grazie, grazie a tutti voi. E ringraziamo anche gli amici, le amiche, le compagne e i compagni che questa piazza hanno aiutato ad allestirla, che hanno costruito i gazebi, montato striscioni, è una fatica. Però direi che un applauso ce lo facciamo a intanto i lavoratori e le lavoratrici, i giovani e le giovani, i pensionati e le pensionate e anche a chi sta cercando un lavoro dignitoso. E anche a dirlo insieme: dignitoso, 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 dignitoso. Un'ultima cosa ancora importante, ringraziamo i giornalisti che sono stati qua, che da 10 anni non rinnovano il loro contratto di lavoro. Li ringraziamo per lavorare il 1° maggio qui con noi. È un lavoro dignitoso anche questo, i contratti vanno rinnovati. E visto che c'è oggi questa giornata splendida di sole che ci sta baciando, c'è questo vento, sventoliamo le nostre bandiere in alto, facciamoci sentire. Di più, di più! Dov'è la voce? Lavoro! 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 E direi di salutare anche e ringraziare le forze dell'ordine che ci hanno permesso di essere qui e di essere tutti insieme così tanti, così numerosi. E in sicurezza. E in sicurezza. Grazie a tutti, è il momento dei tamburi, qua c'erano dei suonatori di tamburi, facciamoli sentire! Bravi! Ricordiamo che tra poco inizierà la diretta e vi chiediamo di abbassare le bandiere così che anche coloro che ci seguono da tutta Italia, sui social e ovunque possano vedere chi oggi è qui a rappresentarci a livello nazionale. Ringraziamo anche tutti i volontari e le volontarie che ci hanno aiutato a costruire questa manifestazione. E abbiamo ascoltato le voci del lavoro, le difficoltà, le paure, le richieste, ma anche la forza e la dignità. Serve una risposta, una direzione, serve una voce che rappresenti milioni di lavoratori e lavoratrici. Lasciamo la parola per Paolo Bombardieri, segretario generale della UIL. Grazie, grazie di essere qui, uniti, insieme a riempire questa piazza, insieme alle altre tante piazze che abbiamo riempito e che stiamo riempendo nel paese. Oggi si parla di lavoro, abbiamo parlato di guerra e noi chiediamo pace.
Abbiamo parlato di stragi e noi chiediamo il rispetto delle persone. Abbiamo parlato di genocidi e noi chiediamo il rispetto del diritto internazionale. Ma oggi finalmente si parla di lavoro. Si parla della dignità del lavoro, della dignità delle lavoratrici, dei lavoratori. Si parla di chi ogni giorno ha grandi difficoltà a mantenere la propria vita in modo dignitoso. Si parla per ricordare che la dignità del lavoro non è solo una questione economica, è una questione sociale e se il lavoro non è dignitoso diventa una questione di democrazia del nostro Paese. Quando parliamo di dignità parliamo di qualità del lavoro, non solo di quantità. E oggi dobbiamo avere il coraggio di dire che se anche crescono i numeri, la qualità non sempre cammina di pari passo. A quale qualità, a quale dignità possiamo fare riferimento se i nostri ragazzi vengono costantemente proposti part-time? 3.800.000 persone che lavorano col part-time e qualcuno li definisce involontari. Chiariamo, quei part-time non sono involontari, sono le imposizioni delle aziende ad orari impossibili. E allora diciamo che non accettiamo questi sistemi, questo sfruttamento, gli stage formativi. Questo è un paese che ha 16 forme di avviamento al lavoro. E allora ci si meraviglia che i nostri giovani vivano una condizione di incertezza permanente, perché continuano ad avere contratti part-time involontari. E anche qui chiariamo. Spesso qualcuno ci dice ma il lavoro somministrato se a tempo indeterminato è un lavoro stabile. A chi ce lo dice diciamo fallo tu, i nostri ragazzi vogliono lavoro a tempo indeterminato, dignitoso, pagato bene e precario anche quello. E non ci meravigliamo se poi i nostri ragazzi vanno via. Ogni anno migliaia di giovani che noi formiamo in questo paese scappano, vanno all'estero. E allora dobbiamo trovare il modo per farli rientrare. Noi facciamo spesso una proposta che è radicale. Ma che cosa dovremmo fare in questo paese? Guardate, un'esperienza è stata fatta in un paese qui vicino. Se volete far rimanere i giovani, assumeteli solo a tempo indeterminato e pagateli bene. Lo hanno fatto in Spagna. Assumiamoli solo a tempo indeterminato. E se dobbiamo trovare forme di flessibilità, ne troveremo con la contrattazione. 8 milioni di persone stanno sotto i 15.000 euro lordi annui. Allora chi ci spiega, ma qui c'è il lavoro dignitoso, qui bisogna migliorare, io dico scusa, ma hai mai provato a vivere con un salario di 15.000 euro lordi? E ci dicono no, ma questa roba può aiutare la flessibilità. No, non è così. Questa roba aiuta la fame, aiuta la disperazione, aiuta il fatto che siamo in difficoltà del segnale di una frattura fra il sistema formativo e il mercato del lavoro. Allora dovremmo lavorare di più sulla formazione continua e spesso ci dicono ma ci sono posti di lavoro e non si trovano chi li vuole andare a coprire, è una balla. Nella stragrande maggioranza dei casi ai nostri ragazzi informarsi nel settore del commercio, del negoziato, vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi, fanno bene a rivendicare i diritti. 3 milioni di lavoratori in netto. E abbiamo ancora la piaga, la tragedia di chi perde la vita sul lavoro. Guardate, non ci possiamo fermare finché avremo mamme che come oggi sono venute a raccontare dell'omicidio del figlio, noi non ci possiamo fermare. Ed è un omicidio, lo dobbiamo ricordare quando noi registriamo che i datori di lavoro modificano i dispositivi di sicurezza per non far fermare le macchine.
Quelli sono omicidi e così vanno trattati. Istituite l'omicidio sul lavoro, fate una procura speciale. Le sentenze sono una vergogna, sono un insulto alla memoria di questi ragazzi che hanno perso la vita. Aumentiamo la prevenzione, aumentiamo i controlli, aumentiamo la nostra cultura della sicurezza. Ogni lavoratore ha diritto a tornare a casa sano e salvo, e questo è un principio non negoziabile. Abbiamo fatto passi in avanti, ma bisogna continuare, perché ogni morte sul lavoro è una sconfitta per tutta la società. Tutti parlano di sfruttamento, di contratti in dumping, poi però c'è qualcosa che non funziona, perché tutti ci spiegano ogni mattina e ci danno lezioni sul salario giusto, sul salario minimo. Poi però andiamo in giro, magari per regioni e comuni, e registriamo che continuano a fare le gare al massimo ribasso. E allora c'è qualcosa che non funziona. Se durante le campagne elettorali ci dite che siete per il salario minimo, per i contratti buoni, perché poi quando governate fate le gare al massimo ribasso e date comunque salari non discreti? Perché lo vogliamo dire qui. Se ci dite sulle regioni che applicate nelle gare il salario minimo e lo fate a spesa bloccata, ci state prendendo in giro, vuol dire che ci state prendendo in giro. E allora, se siete coerenti, fatelo sempre, fatelo quando convenzionate le strutture sanitarie private che applicano contratti da fame. Abbiate il coraggio di dire che se non applicano contratti dignitosi, le convenzioni non le fate. Questo significa essere coerenti. Questo significa fare una battaglia insieme contro il dumping contrattuale. Spesso noi registriamo questi contratti poco rappresentativi che sono firmati da pseudo sindacati, da sindacati gialli, che permettono alle aziende di diminuire i salari e i diritti per una manciata di tessere. Perché dobbiamo dire la verità, molti di questi sindacati sono chiamati dalle aziende e gli dicono: ti facciamo fare le tessere se tu mi firmi il contratto. E allora a questi pseudo sindacalisti io dico: vergognatevi, dovreste provare vergogna. E vi faccio una domanda: se al posto di quei lavoratori, di quelle lavoratrici per i quali voi firmate contratti da fame, ci fossero i vostri figli, cosa risponderete alla vostra coscienza, ammesso che ne abbiate una? Questo non è un problema solo sindacale, è un problema che riguarda tutti, è una concorrenza sleale fra le imprese, è un attacco alla dignità del lavoro. Abbiamo condiviso le scelte del governo di definire i contratti di CGIL, CISL e UIL come i contratti che pagano di più. Questo è stato fatto ed è successo oggi. È stato detto che se le aziende vogliono i soldi devono rispettare i nostri contratti. Poi li chiamano comparativamente maggiormente rappresentativi, ma la verità è che i nostri contratti sono quelli che tutelano i diritti, sono quelli che danno più soldi, e aver raggiunto questo obiettivo per noi è un obiettivo importante. È chiaro, manca ancora un pezzo. Quello è solo uno dei pezzi che noi dobbiamo fare per riscrivere le regole di politica industriale in questo Paese. E allora qui io l'appello lo faccio alle associazioni datoriali. In questo momento non possiamo permetterci il lusso di giocare a nascondino. Non possiamo rimanere fermi dietro tatticismi. Bisogna avere coraggio, bisogna chiudere l'accordo sulla rappresentanza e dire a questo Paese quali sono i contratti
che valgono erga omnes. Dobbiamo avere il coraggio di fare questa cosa. Dobbiamo avere il coraggio, anche noi sindacati, di non restare nel chiuso delle nostre stanze e dei nostri posti di lavoro. Dobbiamo anche nel settore privato, come avviene nel pubblico, andare a un election day che dia la possibilità a tutti i lavoratori, a tutte le lavoratrici di scegliere nel segreto dell'urna i propri rappresentanti sindacali. Facciamo questa competizione democratica, diamo la possibilità ai lavoratori, alle lavoratrici di votare, di eleggere i propri rappresentanti e così dimostriamo, se mi permettete con un piccolo orgoglio, anche alla politica, che quando si vota nelle elezioni regionali, nelle elezioni europee, vota il 40, il 50% degli aventi diritto. Quando si vota sui nostri posti di lavoro, vota il 90% degli aventi diritto e l'80% sceglie CGIL, CISL e UIL come sindacati di riferimento. Dimostriamo che siamo in grado di tenere questa battaglia, contrastiamo il dumping contrattuale, rafforziamo la nostra rappresentanza, favoriamo la crescita dei salari, costruiamo politiche attive che siano in grado di dare risposte attraverso la formazione continua. È una battaglia che dovremo fare insieme, perché il lavoro dignitoso non è un privilegio. Continueremo a fare e vi prego, non vi fate portare fuori strada quando vi racconteranno che CGIL, CISL, UIL sono divise. È vero, siamo organizzazioni diverse, abbiamo sensibilità diverse e ci rispettiamo anche quando litighiamo e non lo pensiamo allo stesso modo. Lo facciamo sempre e lo continueremo a fare con Maurizio, con Daniela, facendo gli accordi, dimostrando a questo paese che quando il sindacato è unito non ce n'è per nessuno, le regole le scriviamo noi, continuiamo. Grazie a questa piazza, grazie Marghera, grazie a tutte le piazze d'Italia, grazie a queste bandiere che sventolano unite per celebrare la nostra festa, la festa dei lavoratori e delle lavoratrici, la festa della dignità nel lavoro, perché il lavoro non è merce, non può essere sostituita da un algoritmo, il lavoro è dignità. Come ha detto il Presidente Mattarella, è il fondamento della Repubblica e va ricomposto contro disuguaglianze e precarietà. Ancora ieri il Capo dello Stato lo ha affermato come meglio non si potrebbe fare, salutando il sindacato come fondamentale presidio di democrazia. La coesione sociale, ha detto Mattarella, richiede che il lavoro e la tutela dei lavoratori siano effettivi contro ogni illegalità e sfruttamento che rappresentano una minaccia alla convivenza stessa. Le parti sociali sono chiamate a contribuirvi con i loro valori,
Il dialogo sociale non deve mai interrompersi. Grazie Presidente, grazie da tutti noi. Siamo qui per dirlo forte, non vogliamo un lavoro che schiaccia, che svuota, che spegne le speranze. Non accetteremo mai di essere ingranaggi di un meccanismo che usa e scarta. Vogliamo un lavoro che riconosce, che valorizza, che libera, un lavoro che permette a ciascuno di lasciare una traccia, di esprimere creatività, di esprimere protagonismo. Se vogliamo ritornare a crescere, non c'è altra via che incrementare qualità e stabilità dell'occupazione. È una questione di giustizia, ma anche una priorità economica, perché altrimenti i consumi restano al palo, le aziende frenano, il PIL arretra. Per questo dobbiamo contrastare con ogni energia il lavoro povero, partendo da giovani e donne, giovani costrette a stage sottopagati, a lavoro precari, giovani che se ne vanno dal nostro paese, una perdita enorme di talento, di energia, di futuro. Donne che ancora sono obbligate a scegliere tra lavoro e famiglia, costrette al part-time involontario, al lavoro di cura non riconosciuto. Questo non è progresso, questo è arretramento. E oggi lo diciamo davanti alla sfida enorme dell'intelligenza artificiale. Lo ribadiamo qui a Marghera, che non è una piazza qualunque. È qui che a marzo, una mattina, 37 lavoratori, ingegneri, informatici, impiegati, hanno ricevuto una comunicazione. Siete tutti licenziati. Il loro lavoro sarà svolto da un algoritmo. È successo qui, ma potrebbe succedere ovunque. L'intelligenza artificiale non è né amica e né nemica del lavoro. Può liberare la persona, può ridurre la fatica, aprire nuovi spazi di creatività e di qualità, ma può anche aumentare disuguaglianze, sostituire il lavoro senza sostituire il reddito, concentrare il potere in pochissime mani, mentre i lavoratori pagano il conto. Come già ammoniva Papa Leone XIII nella Rerum Novarum, la questione non è la macchina in sé, è chi ne governa i frutti. Noi non dobbiamo avere paura del futuro, noi di certo non ne abbiamo, ma non accetteremo mai un destino scritto senza le persone. L'intelligenza artificiale deve essere alleata, non padrona del lavoro. Non vogliamo una competizione tra uomo e macchina, vogliamo un'alleanza tra intelligenze, una tecnologia che serve la persona e non il contrario. Per questo occorre visione politica, serve partecipazione, serve formazione. Dobbiamo aprire una stagione che esalti la buona contrattazione collettiva, quella espressa dalle parti sociali realmente rappresentative, contro gli accordi in dumping e chi vorrebbe innescare competizioni al ribasso sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici. E dobbiamo fare un passo in più, riconoscere il diritto alla contrattazione decentrata, aziendale o territoriale per ogni lavoratore e per ogni lavoratrice. Non può diventare normale che il lavoro sia terreno di concorrenza al minor costo. I dati parlano chiaro, in alcuni settori ci sono contratti che pagano fino a 6.000 euro l'anno in meno rispetto a quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL. Non è pluralismo, è sfruttamento. Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è. Nel decreto lavoro varato in questi giorni si fa un'operazione importante. Da un lato si rafforzano le risorse per le assunzioni di giovani, donne e lavoratori delle zone svantaggiate. Dall'altro, finalmente, si pone una linea di confine per i salari dignitosi, indicandola nei contratti comparativamente più rappresentativi. Sono i nostri
nostri contratti, i contratti di CGIL, CISL e UIL. Significa una cosa molto semplice: neanche un euro pubblico dovrà andare a chi sta sotto questa soglia di decenza. Una conquista che premia le nostre rivendicazioni. Ma questo principio va applicato sempre, deve dare gambe all'articolo 36 della Costituzione ed essere rafforzato con clausole che scongiurino pericolose equivalenze con contratti pirata. Bene anche l'esonero contributivo per trasformare il lavoro precario in lavoro stabile, il consolidamento delle tutele per i rider e della conciliazione vita-lavoro. Non ci convince invece un'indennità di vacanza contrattuale tanto esigua da essere più conveniente nei rinnovi. Chiediamo un incremento consistente nell'iter di conversione del decreto. Bisogna dare valore alle relazioni industriali e al confronto di questi mesi tra CGIL, CISL, UIL e sistema delle imprese per aggiornare le regole della rappresentanza. L'azione unitaria è stata importante e il tempo è maturo per arrivare a un accordo che eviti invasioni dannose dei partiti, che rafforzi l'innovazione sociale, che consolidi diritti e tutele, che dia un segnale forte di coesione anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Oggi abbiamo sentito la tragedia di una mamma che ha perso un figlio, guai a chiamarla fatalità. Ogni vittima è il segno di un sistema che non funziona, ogni vita spezzata è un fallimento collettivo. La salute e la sicurezza non sono un diritto, sono il primo diritto. Servono più partecipazione, più controlli, più prevenzione, più formazione. Servono investimenti veri, continui, strutturali. Serve una cultura che parta dalle scuole e arrivi in ogni luogo di lavoro. Serve coinvolgere lavoratori e lavoratrici, perché chi lavora conosce i rischi meglio di chiunque altro. E dignità significa anche retribuzione. Bisogna aumentare salari e pensioni, rinnovare tutti i contratti scaduti, pubblici e privati. Non è possibile avere contratti che da 14 anni aspettano un rinnovo. Alle imprese diciamo: è il momento di redistribuire e di riconoscere il valore del lavoro, perché senza lavoro non c'è impresa e neanche crescita. Siamo dentro a una fase difficile, segnata da una crisi internazionale che insieme alle incrostazioni storiche di questo Paese aumentano l'inflazione, corrodono potere d'acquisto e risparmi, rallentano la crescita e la produzione. Di fronte a uno scenario del genere, le forze politiche dovrebbero ritrovarsi dentro un progetto comune, non per rinunciare a una competizione su contenuti, non per archiviare la giusta dialettica tra idee, ma per cercare di costruire insieme soluzioni condivise. È quello che serve al nostro continente, è quello che serve al nostro Paese, un grande accordo di sistema tra istituzioni, sindacati e imprese. Un accordo che oggi è ancora più urgente alla luce del rallentamento delineato nel documento di finanza pubblica. Crescita che rallenta, prezzi che aumentano, potere d'acquisto che si riduce, una combinazione pericolosa che non può essere affrontata con misure frammentate. Il fatto che il Presidente del Consiglio abbia confermato l'intenzione di realizzare un accordo con le parti sociali è incoraggiante, ma alle parole devono seguire atti concreti. A giugno scade il PNRR. Non possiamo permetterci ritardi o divisioni, bisogna dare pieno compimento a questo percorso e soprattutto bisogna pensare al dopo, quando le dotazioni europee finiranno e dovremo cavarcela da soli. Serve una politica dei redditi